Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti il Comandone veneziano. Siamo all'ultima gara ad Abu Dhabi, per qualificazioni disastrose, ultimo o penultimo, non ricordo. Guarda, ormai ho staccato la spina, chiaramente ho finito il mondiale terzo, l'ultima gara è proprio così, tanto per poi l'incazzatura del Brasile, fioi, cioè un secondo posto rubato a 32 metri dal traguardo, spacco la ruota, foratura. E perdo il primo posto, va bene raga, andiamo. La speranza è quella di dopo questa gara avere il contrattino con la Ferrari, con la scuderia di Maranello. Vai raga, andiamo, cerchiamo di finire bene la stagione, Gran Premio di Abu Dhabi. Vai. Il tappone finale di un mondiale incredibile, terzo posto signori, una roba devastante. Qualcuno si butta così, fa un esterno barra interno, molto bene. Collisione con Nasr, dove? Neanche sentita fiori, vabbè. Tanto l'ultima gara, tutto è concesso. Forse dietro, non lo so, però. Io non mi sento. Il Cume non ha colpa. Non divertirci in quest'ultima gara, siamo già decimi. Divertiamoci e basta. Perché dopo l'Interlagos, ragazzi, dopo il Gran Premio di Interlagos, veramente. Cioè, perdere così una gara è dura, eh. Il secondo posto più amaro della storia della F1. Voglio la Ferrari, se non arriva la Ferrari devo rimanere in McLaren, anche se arriva la Mercedes, per dire. Questa è la promessa comendiana del contratto firmato a Woking. Ottavo posto comunque nelle prestazioni la Ferrari è inferiore alla McLaren, quindi vado in una macchina inferiore, io ve lo dico. Però la Ferrari è la Ferrari ha inventato la Formula 1, ragazzi. Io sinceramente non capisco quelli italiani che non tifano per la Ferrari, cioè. Boh. Attenzione, bandiera gialla. Che casino, ragazzi. Una qualificazione di merda, però stiamo recuperando. Mamma mia. Mamma mia. Per poco. Safety car in pista, nessun ritiro. Ma cosa hanno combinato sti rincoglioniti? Vabbè. Meno male che non ho rotto niente, meno male. Safety car il primo giro subito, tanto per gradire. Qualcuno va ai box, io no, andare ai box adesso è da pazzi secondo me. Raggiungi la safety car. Lo so. E adesso vediamo. Mamma mia, Alonso rallenta, mi rallenta davanti, grazie Alfonso. Subito colpo di scena da Abu Dhabi. Ho visto subito bandiere gialle a go-go. Immaginavo. La gara sta per riprendere fioi, speriamo di fare qualche buon sorpasso e non fare cazzate. Tutti vanno ai box adesso, che strana strategia, ragazzi. Molto curioso, attenzione. Ci prova quel porco di Perez, incredibile. Mamma mia, come ha fatto il miracolo qua, Siamo secondi, adesso devo cercare di fare dei buoni giri perché le gomme sono ancora messe bene. Dai che possiamo guadagnare dal 21esimo posto, ragazzi. Possiamo fare una grande gara. Anche se questa non è una gara iper favorevole per il Cum, però anche un po', diciamo, un po' staccato la spina anche dopo il terzo posto conquistato, che è veramente importante, ragazzi, Tanto guardate Arianto, ragazzi, con le super soft. Super Arianto. Ricordo sono bastardi, Raikkonen se ne sta andando, purtroppo non c'è il passo della Ferrari. Attenzione, yellow flag ancora. Sta succedendo realmente di tutto. Però nessun ritiro.
Tanti incidentini fastidiosi in questa ultima gara. Raikkonen mi ha dato via veramente... Mamma mia, Kimi. Ferrari strepitose qui ad Abu Dhabi. Errori qua come indiani, le gomme come sono al 33%, io rimango in pista chiaramente. Più ritardo meglio è, voglio fare 2 soste chiaramente, non 3. Kimi, ai box. Allora, Hamilton. Vale, super sosta, ma ha già fatto la sosta Hamilton. Porca puttana, sì, ciao. Grandissimo Gigi. Gigi Show, signori, Gigi Show. Il cume va un po' lungo il cume. Come sente la pressione, cazzo, ma dopo la beffa dell'Interlago sono ancora incazzato nero, fiore. Anche Hulkenberg e Super sono tutti, mamma mia. Questi hanno già fatto la sosta e sono attaccati a me. Strategia perfetta, allora. Vara Hamilton. Questa mossa mi costringe ad andare tantissimo all'esterno, ma si riprende la posizione veneziano. Sono tutti là, fiori. A sto punto era meglio andare ai box con la safety car. Pazzesco. It's incredible, come it's incredible. Che delusione comendiana, però. Com'è possibile? Proprio sono già qua, cacchio. Quanti ne hanno superati, Cristo santo? Comunque sono andati ai box con la safety car. Sono usciti ultimi. Non la capisco questa storia. Vabbè, bravi loro. Mi cerco di stare in pista il più possibile, chiaramente. Nessuno va ai box. Nicolino, giro record di Nicolino Rosberg. Ma qualcuno sbaglia, senti anche le gomme se ne stanno anche un po' andando. Tutti sono con le super soft adesso, solo alcune con le ultra, penso. Strategia a questo punto deve essere sbagliata. Niente, sono tutti là, non riesco a fare un cacchio. Molto bene, bravo Q. Hamilton ci riprova. Si ributta all'interno, veneziano, lo risupera. Quantomeno ci divertiamo così in questa ultima gara, un po' balorda, un po' così. Tanto Hulkenberg supera Hamilton, incredibile, la regola dell'hack, signori. Attenzione alla Force India di Hulkenberg. Mamma mia, leggero contatto. Leggero contatto. Leggero contratto. Sì, contratto, ciao fiori. Tanto Hamilton torna sotto Gigi. Ah, errore del Kuma. Mamma mia, tutti i santi ho buttato giù. Tutti i santi. Ritiro per il Kuma proprio all'ultima gara. Ha staccato un po' troppo la spina, questi sono i risultati. Mi dispiace per Hamilton, vabbè. Vince chi vince? Rosberg, Ricciardo. Hamilton comunque con tutto che ha fatto l'incidente rimane terzo, incredibile. Male. Vabbè. Finiamo al terzo posto con 224 punti, finisce anche la seconda stagione. Hamilton campione del mondo, Nicolino Rosberg secondo. Costruttori, finiamo al terzo posto, non male, davanti alla Ferrari, adesso bisogna capire i contratti e tutto. Cioè rimanere un altro anno alla McLaren vuol dire... non lo so. La macchina è ben sviluppata, però... vorrei andare alla Ferrari, sinceramente. Ok. Finisce male qua. Ok.
Molto contenta la carriera. Evento contratto, attenzione, la puttana, eccola qua, la pompina rotta. Ottime notizie. A quanto pare hai fatto colpo. Guarda qua, sono arrivati stamattina. Oh, dammi la Ferrari, dammela, amore, dammela, patatina bagnata, dammela. Yes! Addirittura la Mercedes. Addirittura la Mercedes. Però adesso, ragazzi, firmiamo un contratto di 4 anni con la Ferrari. 4 anni che non possiamo cambiare squadra. E andiamo a vincere il titolo del mondo, ragazzi. Se vinciamo voglio rimanere fino alla fine. La Ferrari, a parte l'ultimo anno che voglio fare una scuderia piccola, magari per tipo la Manor, così per... o comunque la più scarsa delle prestazioni. Ma ragazzi, siamo alla Ferrari. Adesso l'emozione è grandissima, Fioi. Firmiamo per la scuderia di Maranello un contratto di 4 anni. Ok, allora procedo. E arriva, ragazzi, come nel 2012 arriva l'ingegnere che se lo preleva il cume, arriva anche Tori, Fiori. Abbiamo l'ingegnere Tori, quindi ritorna il binomio Tori Black Ferrari. Next season, ragazzi, next season. Next season, finisce qua la Ferrari, guardatela, è indietrissima, mamma mia. Finisce così il campionato con sesto posto in Australia, quarto in Bahrain, vittoria in Cina, ritiro in Russia, vittoria in Spagna, 11° a Monaco, 10° in Canada, 7° in Azerbaijan, ritiro in Austria, 13° in Gran Bretagna, 1° in Ungheria, 6° in Germania, 11° in Belgio, 1° in Italia, 21° a Singapore, 1° in Malesia, 2° in Giappone, 2° negli United States of America, 5° in Messico, 2° in Brasile e ritirato ad Abu Dhabi. Chiudiamo il mondiale terzo posto con 224 punti, costruttori terzi, punti costruttori 335, rivalità vinte 4, rivalità perse 2. Signori, e adesso Ferrari. Grandissimi, ragazzi, siamo alla Ferrari, siamo alla Eccola qua, ragazzi, la Ferrari è veramente in crisi, non ha sviluppato per niente il motore, mamma mia, non ci ha sviluppato un cazzo praticamente, quindi svilupperemo solo il motore chiaramente per portarlo su. La McLaren, guardatela, è seconda, ragazzi, lasciamo la McLaren Honda al secondo posto e punterà il titolo chiaramente insieme alla Mercedes. Ragazzi, è la nostra occasione, ho aumentato la difficoltà, nel senso ho levato le traiettorie ideali e ho messo il bloccaggio, ho tolto l'antibloccaggio delle ruote, quindi si possono bloccare e quindi consumare di più. Quindi ho messo qualcosina in più intanto. Difficoltà sempre la stessa, controllo di trazione sempre lo stesso e niente, Fioi, partiamo. Gran Premio di Melbourne, nel prossimo video chiaramente ci sarà il tutto. Salutiamo ancora la McLaren, auguriamo tanti successi, ma l'obiettivo adesso chiaramente è vincere il titolo del mondo, ragazzi, e ogni anno diminuiremo qualcosa, chiaramente non so, il controllo di trazione toglierlo completamente è impossibile, però vedremo, insomma. Intanto avevamo messo 2 cose in più. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano, ciao!